L'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli presente all'inaugurazione della nuova sede di Riuso che si trova in via Taboga a Gemona del Friuli. Fondata nel 2015 dalla Maitrassa, sta festeggiando i primi 10 anni di attività. La storica sede di via Santa Lucia nel tempo è diventata un luogo di aggregazione sociale e un punto di riferimento per dare sostanza all'economia circolare. Ora tutte le iniziative legate al riuso si sono spostate in via Taboga, dove le persone possono portare tante cose non più utilizzate, come vestiti, mobili, biciclette, libri, giochi e oggettistica di ogni tipologia, e ritirare altri prodotti lasciando un'offerta libera. Essendo un'attività senza scopo di lucro, portata avanti solo da volontari, tutte le risorse raccolte vengono utilizzate per la gestione del centro, che il sabato rimane aperto per l'intera giornata. Dall'apertura nel 2015 sono stati recuperati oltre 15.000 articoli, che corrispondono a oltre 400 tonnellate di rifiuti risparmiati, di cui circa il 10% sono stati donati a persone bisognose. Oltre al sindaco di Gemona, Roberto Revelant, alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, la presidente dell'associazione Elena Furiato, la direttrice Maria Teresa De Clara e i componenti del direttivo Sandro Cagnelutti e Alberto Antonelli. È un'occasione bellissima quella di oggi a Gemona per l'inaugurazione del nuovo centro del riuso, una operazione che è stata resa possibile grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Gemona, che ha intercettato l'immobile, ha investito molto su questa realtà e ha potuto usufruire di un contributo regionale di oltre 400.000 euro.